Matteo Collura compie 80 anni, 3 giornate per celebrare l'uomo, il giornalista e lo scrittore. L'iniziativa è stata ideata e coordinata da Enzo Sardo, Diego Romeo e Don Angelo Chillura. Come primo obiettivo, spiega Enzo Sardo, abbiamo cercato di scandire le tappe fondamentali della sua esistenza, i valori della cultura da lui evidenziati, poi gli affetti degli amici, dei parenti e dei vari estimatori. Il primo appuntamento sarà il prossimo 25 luglio nella sala monumentale della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, tanto apprezzata da Matteo Collura, dove saranno esposte le opere e il materiale che riguarda la sua vita letteraria. In quell'occasione sarà proiettata anche un'intervista che Diego Romeo ha realizzato nella casa palermitana di Leonardo Sciascia. Il secondo appuntamento sarà il 1° agosto al Palazzo Bella Cera di Comitini, dove al suo interno si trova un piccolo ma pregiato museo dello zolfo. Il luogo è molto significativo per Matteo perché nel 1988 ha pubblicato Baltico, in cui descrive la storia. Infine, l'8 agosto alla Fondazione Leonardo Sciascia si esporranno le opere e il materiale che documenta la sua attività, comprese le lettere che hanno costituito il rapporto epistolare che ebbe con Leonardo Sciascia e l'epopea degli zolfatari. Oltre alle varie manifestazioni sarà anche pubblicato un volume celebrativo con le testimonianze di diversi amici.